Signore e signori, buonasera e benvenuti! Ciao! Giovedì sera a tutti e benvenuti a casa mia. Ciao, 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 ciao. Ciao Federico in regia. Buon lavoro. Tra un po' vicino a me Claudio, Jackie Music. Se lei mi bacerà, lo so che cambierà. La mia bambolina a ben dire no, 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 no. So che una mattina la convincerò. Se anche un po' così impara a dire sì. Ma visto il video cambio il testo. La mia cinesina si difende dietro alla vetrina del suo no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Federico, bello, molto bello, direi perfetto, però è più bello se dicevo la mia cinesina. Buonasera amici a casa, 348 80 40 254 per messaggi, fotografie, richieste, saluti a me, saluti a Claudio e non vi dico niente, sarà una puntata fatta di tante ma tante canzoni, una più bella dell'altra, e poi giocheremo, ormai lo sapete già, siamo agli sgoccioli di questa stagione e che vedevo di, ma dopo. Adesso voglio scaldare la voce insieme a voi, mi serve il vostro coro e la dedico a tutte le ragazze, le donne all'ascolto, perché siete belle da morire. Già, belle. Nel film d'amore vince sempre il bene e chi si lascia torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine adesso. La folla dei colombi che ci serva in freddo i nostri aliti, la nebbia e piangere domenica mattina qui per te. E adesso voglio sentire voi che sei bella da morire, ragazzina, tu sul tuo seno da rubare. Io non gioco
fretta, lasciata sopra il letto in tutta fretta, è un pianto di domenica mattina qui per te. Dai, Casa Peiretti, tutti! Che sei bella da morire, ragazzina, tu sul tuo seno da rubare, io non gioco, io non ci gioco più, che sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi blue jeans. 348 80 40 254. Non siate timidi, fateci sentire che ci siete, perché per noi è fondamentale. Messaggino costa zero, ma vale tanto, quindi ok? Insieme! Che sei bella da morire, tutto sembra un film da girare troppo in fretta, con la fine sopra i tuoi blue jeans. Ah, mio caro Claudio, pensa a questa canzone, quante persone ha fatto innamorare. Ah, vieni, ti presento così, voglio capire. Pensa, ciao amici, questa ciao Enrico. canzone negli anni 70, mio caro Claudio, Buonasera pensa ha incrementato la popolazione italiana e non solo. Ma scherzi, tu d'altra dopo una ha fatto innamorare tutti. Ma tu, quando io mi immagino negli anni 70, no? Uno che dedica a una donna questo brano, la invita a ballare un lento, ormai non si ballano più, ormai si balla tutto così, tum. Invece no, c'era il lento, no? Si ballava alle 4 del pomeriggio in discoteca, e poi dopo alle 5:30, quando la discoteca chiudeva, se tu dedicavi una canzone così a una donna e poi la portavi a cena e poi tu stava con te tutta la vita, sicuro? È vero. Benvenuto! Grazie Enrico. Benvenuto. Ciao amici a casa. Ciao Claudio. È sempre un piacere tornare tra voi. Il piacere è tutto nostro, è tutto mio, e adesso andiamo avanti con la musica, perché un po' il racconto che ho detto prima, insomma, ti fa proprio pensare a questo, che la vita è fantastica. Antonello Venditti, che fantastica storia la vita! Cantatela con me, mi raccomando. Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, e mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ho sfidato il destino per la prima canzone, ho lasciato gli amici, ho perduto l'amore. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamo Laura e sono laureata. Dopo 1000 concorsi faccio l'impiegata,
mio padre e mia madre, una sola pensione, fanno crescere Luca, il mio unico amore. A volte penso che sia finita, ma è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita. Finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamano Gesù e faccio il pescatore, e del mare e del pesce sento ancora l'odore di mio padre e mia madre su questa croce. Nelle notti d'estate sento ancora la voce. Quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita. Mi chiamo Aisha come una canzone, sono la quarta di 3000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva, e quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia la vita, che fantastica storia la vita. Che fantastica canzone questa. Sì, che fantastica storia la vita, che poi quanto è vera, no? Questa frase, anche se ogni vita, io dico sempre che siamo un po' come un vasetto di yogurt, senza però sapere la scadenza. E quindi il tempo è l'unica cosa che abbiamo effettivamente, che ci è stata regalata. Amici a casa, il tempo non buttatelo via mai, godetevi questa vita fino all'ultimo secondo, e soprattutto in ogni singolo secondo godete. E adesso, prima di giocare, ci cantiamo una canzone io e te. Ma sì, dai. Falla tu e io provo a farti dei cori. Proviamo. Anche perché nella nostra vita, la vita è vissuta molto meglio se si è in equilibrio, come un equilibrista, come un acrobata. Mare in silenzio quassù e rete no, ma cresce il tamburo nel blu e mi lancerò. E fermano il fiato per me, ma li stupirò nel cerchio che poi nel vuoto farò. Le case, la gente, le vie lontane laggiù, gli errori degli uomini qui non contano più. La soglia del male che in noi io supererò.
e fino in platea ti raggiungerò. Amore, che devo inventare, io come i poeti e gli uccelli qui a terra equilibrio non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare e su questo filo attaccato alla luna ogni sera vivrò, morendo davanti ai tuoi occhi, al tuo seno mi libererò nel volo che so. Accarezzo il tuo grano e poi su nell'immensità, qualunque promessa sarà più vera da qua. Per lunghi secondi finché dimenticherò che un uomo quassù restare non devo inventare, io come i bambini e gli acrobati a terra mio senso non ho, ma il cuore mi spinge a rischiare su questo trapezio che passa ogni sera e non torna mai più. Scenderei più. Signori a casa, un applauso. Claudio Jackie Music. Grazie. Wow, che emozione. Facciamo un gran finale tutti insieme, eh? Pronti? Tutti. Thanks. Perdonami questa bugia più grande di come vorrei portarti lassù, non scenderei più. Grazie amici a casa. Ah, ma come mi piace Casa Peiretti. Sai perché? Ma non è perché è la mia trasmissione, che l'ho inventata io, che sono 6 anni che conduco, eccetera, eccetera. Mi piace perché la scaletta di Casa Peiretti è sempre qualcosa di particolare, non è mai una scaletta banale, e questo devo dire grazie a Enrico Peiretti e ai miei ospiti, perché mi propongono sempre delle belle canzoni. Ogni tanto ne boccio qualcuna perché dico no, l'abbiamo fatta 3 giorni fa, 4 giorni fa, però vabbè. Giochiamo? Sì, giochiamo. Sì, assolutamente. Grafica, regia, grafica, vediamo i premi. Grafica, la grafica, regia, dove sta? Allora. Eccola lì, è dietro di te, ma stai pure qua, tanto ormai i nostri amici sanno che devono comporre il 378 40 80 506 per giocare con noi, possono vincere un buono ristorante del valore di 50 euro, una sorpresa. Guarda Claudio cosa ho nascosto, guarda cosa c'è nascosto qui dentro, Io a questo giro lo so. Dai ragazzi, dai, un buono Bello, formaggio bello. del valore di 20 euro, un buono carburante e una spilletta. Andiamo a alzare il volume del telefono e rispondere alla prima chiamata di questa sera. Pronto? Chi sei, da dove? Pronto, ciao ragazzi, Marcello da Capri. Ma che bella voce che ha Ciao, questo Marcello. Marcello da Capri. Impostata. Hai detto un pronto che sembravi uno speaker radiofonico anni 2000. Ti assumiamo, Pronto. Marcello. Potrei farlo effettivamente. Cosa fai nella vita, Marcello?
Io sono un preparatore atletico. Ah, bello, bravo. Poi. Rimettiamo in siete, forma, siete- rimettiamo in ecco, forma dovreste il rimettere. nostro amico. Io stavo per dire, siete quasi colleghi, perché lui, hai visto che fisichino che ha, guarda il Peiretti. Sì, sei bello Però asciutto, bravi, lui- tutte e due. Siete No, vabbè, io- a prova costume approvata. Bene. Lo dici perché io uso una maglietta, di solito magliette 2 taglie più grandi rispetto a 6 mesi fa. E fai Ma non bene. siamo qui per parlare della panza di Peiretti, ma siamo qui per giocare. Quindi sai già come funziona il nostro gioco? Assolutamente sì. E andiamo con 15. 15, forza Direttamente con Marcello, forza, eccoli, tu hai 15. Speruma, via. Faccio anche un po' di ginnastica. Marcello, non mi dire che non l'hai mai sentita perché non ci credo. Qua se parlavamo di esercizi era meglio. Qua casco dal pero, non ho neanche suggerimenti che oggi. pe- Ai. Che peccato, Marcello. 50 flessioni, Marcello. Grazie per aver giocato con noi. Grazie, bravi ragazzi, Marcello. una buona serata, alla Grazie prossima. di cuore, Ciao grazie, ciao. Marcello, grazie. Era un duetto amici a casa di Adriano Celentano, Claudia Mori, però non è che non succederà più che non la metto, perché può tornare domani, può essere. tornare lunedì, quindi succederà che la rimetto, eh. Pronto, chi sei, da dove? Pronto, buonasera, vediamo un po' chi è. Sono Massimo da Cavagnolo. Massimo da Cavagnolo, buonasera, ti sento un po' male, gentilmente chiedo di non parlare col viva voce ma col telefono normale. Ok, ok. Oh, grazie Massimo, Bene. adesso capisco. 5 o 15 secondi. Facciamo 15. Vai Massimo, questo Massimo, giusto? Sì, Massimo. Massimo? Perché è andata via Sì. Massimo. Ok. Questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo. Vamos! Ok. Ok, Secondo me ce l'ha, secondo me in questo mondo di ladri di Antonello Venditti. Bravissimo, Sì, Massimo. vai. sì. E adesso, allora, vai. vorrei in questo giovedì evitare le facce rosse perché mi stanno già Ma proprio sulle palle. magari. E quindi, Speriamo. vai. Allora, 3, numero perfetto. Vediamo un po' se Vediamo davvero, quanto è perfetto. davvero la 3 è il numero perfetto. Guarda, diglielo tu. Faccio io. Te lo dice Siamo direttamente pronti? il mio socio stasera. Te lo dice il Vediamo. bisogno. Speriamo bene. E allora hai E vinto allora un abbiamo buono vinto. ristorante del Buon valore di ristorante. 50 euro. Partiamo alla grande. grande. Partiamo. Bravissimo, Grande. Massimo. Partiamo Grazie. alla grande. Grandissimo, ho provato tante volte, è la prima volta che vinco, sono contentissimo. Anche grazie noi, mille. anche noi. Vorrei solo dire, per ritirare il premio mi spiegate tutto voi? È semplice, per Come- ritirare il premio adesso devi mandare un messaggio al 348 80 40 254, ok? Quello che Sì. leggi scritto Nella in giornata sovraimpressione. di domani riceverai una telefonata con un numero di telefono dal finale 020. Sono io che ti spiego come andarlo a ritirare. Grazie mille, Ok. grazie. Io e i miei figli siamo contentissimi. Come si Ok? chiamano? Come Ti si ringrazio. chiamano? Come si chiamano i figli? Come vi chiamate? Lucas, Sofia, Ciao Lucas e Lucas! Sofia. Ciao Sofia! Sofia. Grazie! Ciao, Ciao! Grazie, buona Alla serata. prossima. Ciao, 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 Complimenti ciao. ancora. Che bello, Bello, che subito, primo inizio, premio. che inizio. Mamma mia, bellissimo. Però io vorrei togliere il premio sorpresa, C'è una ragazzi. sorpresa, Cercate direi. di portarvi a casa anche Io il so che premio cos'è. sorpresa. Pronto, chi sei, da dove? Pronto? Ciao Enrico, Mimmo Ciao, da amici. Torino. Mimmo, abbassa la TV. Mimmo, abbassa la TV. Bravo, Sì, Mimmo. sì, ero lì e adesso l'ho abbassato. Bravo subito Mimmo. pronto, Uè, Mimmo, bravo. Mimmo, dai, dai, forza Mimmo, perché non solo noi tifiamo per te, ma ormai sei diventato un personaggio di Casa Peretti e tutti vogliono che tu vinca. Sei pronto, Mimmo? 5-15. Dai, con 15 Con Enrico. 15. Bravo, 15, vai Mimmo, eccoli. Mimmo, stasera non puoi dirmi di no. Ma boh, non so, mi butto. Come si cambia?
No, gli stadio gli con stadio. Ballando al buio. E vabbè, grazie Mimmo, anche stasera è andata. Vabbè, dai, ciao. Ciao Buonasera Mimmo. a te e a Claudio. Ciao, Claudio, Grazie, ciao. grazie sempre un piacere. Mimmo, grazie. Vediamo. Noi abbiamo provato ad aiutarli ballando. Dovevamo Sì, ma spegnere poi la luce. non mi vedi, sembra proprio il ok. caso. 378 40 80 506. Pronto? Buonasera. Pronto? Buonasera, chi sei da dove? Sono Sabrina, da Cigliano. Sabrina. Che non è la stessa Sabrina che ha vinto ieri, un'altra Sabrina ancora. Un'altra Sabrina sono. Che E tu bello! chi sei? E come io chi sono? Io sono Enrico Piretti, Rete 7. Ah, ciao Enrico. Ciao Sabrina, ciao. Sai come funziona il nostro giochino? No, spiegami bene. Vabbè, ti spiego. Allora, il nostro giochino è così semplice. Puoi decidere se provare a indovinare la canzone che adesso ti farò sentire con 5 Sì? secondi o con 15. Se tu Ok. la indovini con 5, hai 2 possibilità. Quindi, qualora la prima scelta fosse negativa o comunque un premio che ritieni minore, puoi provare a cambiare. Altrimenti con 15 secondi, quindi hai più tempo per ascoltare la canzone, però hai solo una scelta. Qualora il titolo fosse esatto. Mamma come l'ho spiegato bene, ragazzi. Sei stato bravissimo. Non l'ho mai spiegato bene così. Quindi Sabrina, dimmi 5 o 15. Scusa? Sabrina, 5 o 15 secondi? Vuoi provare a indovinare con 15. 15? Brava, Sabrina, eccoti i tuoi secondi. Vai! Sabrina, dai! Dimmi, non Il- capisco. Ah, titolo. È duro, qua c'è Raffaella che mi aiuta, ma non ce la faccio. Aia, non avete capito la canzone, il titolo? Non ce l'avete? No, mi spiace. Che peccato, che peccato. Io vi ringrazio e vi invito a provare. Prendimi, amami. Prendimi, amami, non ti conosco Sabrina, adesso ho detto così. Guarda, facciamo così, visto che è la prima volta che giochi, perché hai detto prendimi? Lasciami solo quella dopo. Cosa hai detto? Abbassa il volume della TV così ci parliamo al telefono, Sabrina. Dai ragazzi, voglio... Senti, non ti sento. Ma aspetta. devi abbassare il Abbassa la volume della TV. televisione. Oh, brava Sabrina. Oh. Hai detto un titolo che quasi Cosa giusto. fai? Sì, ho abbassato. Brava Sabrina. Hai detto un titolo quasi giusto. Cosa hai detto prima? Prendimi e amami. Ecco, ma perché? Lascia stare prendermi. No, prendersi è importante, ma dopo. Amami. Ecco, amami. Ok. ma dillo 2 volte. Amami. Ecco, brava, amami, te la do buona. Buona, brava Sabrina, Brava Sabrina. Brava. Adesso però il gioco non è finito. Adesso ci vuole una buona dose di fortuna. A Natale siamo tutti più buoni. Sabrina, hai detto che chiami da dove? Da Cigliano. Da Vercelli. Cigliano, da Bene. Vercelli. Adesso Sabrina, ci sono rimaste 9 buste. Di queste Sì. 9 buste ci sono 5 buste negative con 5 facce rosse e sono rimasti 4 premi. Devi solo dirmi un numero da 1 a 10, esclusa la 3 che è già stata scelta. Che numero vuoi? Dammi un aiutino. Ma io non so cosa, non lo so. Non Io, sappiamo il non, premio. io non so, cioè sì, ma non me lo ricordo. Allora, guarda, facciamo l'8. La 8. L'otto, Oh. ok. Ma Vediamo un po'. quanto sarei felice di Sabrina Sarebbe davvero dire bello. Sabrina hai vinto. Sabrina! Vuoi vedere? Guarda. Guardo io. Sabrina! Sabrina, hai vinto! Hai vinto la spilletta di Casa Piretti! Brava Sabrina! Ma quanti siete lì? Quanti siete che state esultando così? Quanti siete Sabrina? Ci sei Sto tu? insultando, non mi fanno sentire niente. Esatto, lo capisco, ma Sabrina... Devo cambiare televisore. No, resta qua. Sabrina, resta qua che il tempo è poco. Quanti siete lì adesso? Ci sei tu? Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 siete! Sette. Ma che bello! Sì. Non vi mando 7 spille, magari ve ne mando un paio. Grazie Sabrina, ciao! Deve Ciao, mandare un messaggio ciao. per Sabrina, però aspetta Sabrina. Aspetta Ti Sabrina. salutano tutti qua. Ciao a tutti! Sabrina, però aspetta, devi mandarmi gentilmente un messaggio
al numero che vedi qui, al numero qui, qua, con nome e cognome cosa hai vinto, va bene? Ok, va bene, grazie. Vi voglio bene, ciao ragazzi, Ciao, ciao! Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ah, che bello. Faticosa, però sono contento di questa vincita. Solo a spilletta, però vuol dire che i Preda. L'ultima, lo so, siamo in ritardissimo, regia. Però fammi ancora fare una telefonata. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, ciao Claudio, sono Massimo da Carmagnola. Massimo da Carmagnola. Massimo, siamo pronti a giocare 5-15. 15, che sono tornato stamattina dalle Marche apposta per te. No, che bella questa cosa! Sì, perché sabato ci dobbiamo vedere. Quindi. Sabato un gran concerto di Enrico Piretti con la zia Marta alla Casa Cavassa Carmagnola. Ragazzi, se non avete ancora prenotate come ha fatto Massimo, perché sarà una serata bellissima. Ma adesso giochiamo 5-15. 15. Sei pronto, Massimo? Ci proviamo. Vai, questi sono i tuoi secondi. Massimo! Dai! Ma chi l'ha mai sentita? Mi sembra una canzoncina da chiesa. Ci sei quasi! Ci sei quasi! La chiesa. Ma io l'ho detta così per dire, non saprei. Uno va in chiesa e cosa prega? Quando vai, cosa prega, no? La parte io pregherò. No, non è Celentano il pregherò. No, uno va in chiesa e la parte femminile, no? C'è il Signore e poi c'è anche la parte femminile, no? La Madonna, sì. Ecco, ma se è piccola la Madonna. La Madonnina. Ecco, e se questa Madonnina è bionda e ha i capelli non lisci, il titolo della canzone è... se è bionda e non ha i capelli lisci... Però ce li ha biondi Ce li ha biondi. Tu mi stai aiutando, ma non riesco. Grazie Massimo. Madonnina dei riccioli d'oro. Vabbè. Ciao, non importa. Ci vediamo sabato. Ciao. Grazie, un abbraccio a tutte e due. Ciao. Ci fermiamo qui. Massimo. Ci fermiamo qui anche perché iniziamo il secondo tempo con una dedica molto importante, con un brano molto emozionante. Tutto questo fra 3 minuti. Non cambiate canale, non vi conviene. Momento per fare questa dedica per me è molto speciale. Qualche mese fa ci ha lasciati un caro amico, Mario, e questa canzone. Allora, Mario, regia, mettiamo se possibile la foto del caro Mario. Ok, chi vive nel cuore di chi resta non se ne va mai. Un pallone, un sorriso, una passione che continua a giocare con noi. Questo era Mario. Ha lasciato a casa Azzurra, Emanuele e la compagna Valerie, che gli dedicano questa canzone. Questa è per te, Mario. Da sempre compreso la mia fantasia, accesa poi spenta, poi sei andata via. Sei tornata più forte, con un sasso nel cuore. Hai preso il mio giorno, l'hai reso migliore. E la scrivo qui in fretta, per dirtelo ancora, che sei forte e fragile, senza paura. Tu resta la stessa di sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto
nei momenti in cui non ho luce. Da sempre compreso la mia nostalgia dei giorni ormai persi ed ormai andati via. Questo tempo trascorso non è mai abbastanza, te che dei miei occhi ne sei la sostanza. Comunque poi adesso che ti ho davanti, prometto di restarti accanto per sempre, per sempre, per sempre. Sei la cosa più bella che indosso, sei risorsa, sei il cielo, sei il mondo, sei la strada che porta alla vita, donna instabile, sei la mia sfida, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei l'immenso di un attimo andato del mio sogno, la parte migliore, sei quel vento che soffia da sempre ma che riesce a non farmi cadere, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. Stella che porto nei momenti in cui non ho luce, sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce. E da qualche mese brilla una stella in più nel cielo, il nostro Mario. E noi ci fermiamo soltanto 2 minuti e mezzo, poi torniamo in onda con Per sempre sì e tutti i vostri messaggi. Pubblicità. Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita se non ha affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò, saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. So bene che è una grande incognita il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro, e litigare e far l'amore poi che male c'è. E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò, saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, eternità è dentro una parola.
Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a così sarà per sempre, sì. Bravissimi. Bravo, bravo. Grazie. Hai fatto anche una sorta di Ho balletto. fatto il balletto, dovevo farlo. Secondo Com'è me... che fa? Che non lo Allora, so. Saremo io e te a così sarà per sempre, sì. Mamma mia. Questa l'abbiamo imparata tutti, la sa tutto il mondo. Tranne me. Vabbè, Tutto il mondo tranne Peiretti. ma Luserna è fuori. No, vabbè, queste cose del per sempre sì, sai che io sono ho un po' di allergia, no? Sul per sempre sì. Un pochettino. Andiamo a leggere un po' di messaggi Dai, arrivati dai. fin qui. Vai regia, vai, dai che andiamo a leggerli proprio praticamente tutti. Ricordo che domani sera qui con me Alessia Chelucci. E vai, come stai? Sempre filmati intensi e belle canzoni. Dani d'Alessandria, grazie Dani. Merci beaucoup Dani, grazie. Ciao Enrico, ciao Claudio, complimenti Claudio, canti benissimo e sempre con il sorriso in volto. Enrico, mi piacerebbe ascoltare Male necessario di Masini e Fedez, grazie, un grande saluto a Stefano Lensone. Devo ripassarla perché so che quando è uscita l'ho fatta anche un paio di volte. Vado a ripassarla per te, vediamo cosa succede domani, se non la prossima settimana. È sempre festa con Casa Peiretti, lo dice Lilli da Rorà. Ma guarda che bel bouquet di rose, ma guarda che Quante belle rose. Ehi là. Ciao Casa Peiretti, buona serata, sempre al top, lo dice Michela da Torino e noi ringraziamo. Grazie Michela, grazie davvero. Saluto anche la mia sorella perché si chiama uguale, dice non mi saluti mai, ciao Michelona, ciao, vedi saluto, vedi. Buona serata Enrico, saluto a tutti voi da Anto e Niki da Venaria. Ciao Anto ciao e Niki. Anto, ciao Niki, grazie. Evviva la verdura dell'orto, un bacione da Daniele Luca da Ceva. Lì c'è, ci fanno venire le fame, penne Enrico. con zucchine, peperoncino, C'è del peperoncino, sì. mamma sono buone. Mamma mia, io sono a dieta. Ciao Enrico, ciao Claudio da Elena. Ciao Elena, ciao carissima, grazie Elena di esserci. Ciao Enrico e ciao Claudio, è sempre un gran piacere vedervi e ascoltarvi, siete bravissimi, grazie. Sì, firmate i vostri messaggi così possiamo almeno salutarvi. Bravo, hai studiato. Ho studiato. Per tutta Casa Peiretti, grazie per le belle serate che ci regalate, siete fantastici, lo dicono Simona, Sergio e Stella da Torino. Ciao Simona, ciao Sergio, ciao Stella, grazie a voi. Grazie mille. Guarda che bello lì che c'è il pappagallo che brinda. Che grandissimo inizio, viva Casa Peiretti, Giovanni e Silvia d'Alessandria. Ciao Giovanni e Silvia, grazie. Grazie Giovanni, grazie infinite. Grazie Silvia. Ciao ragazzi, siete stupendi. Mario. Ciao Mario, grazie. Grande Mario. Grazie. Non ti possiamo seguire in diretta, ma siamo certi che farai come sempre il tuo figurone mamma e papà. Perché sono in Calabria. Ah, non sono andati a scuola di latinoamericano? No, adesso sono in Calabria. Sono in vacanza in Calabria? Come stanno andando le lezioni di latinoamericano? Ma li devo ancora interrogare. Mi raccomando. Li devo ancora interrogare. Però piano piano. Ciao Enrico. Wow, che inizio puntata, bravo. Dicono che la Cina ci conquisterà, ma direi che tu ti sia già arreso alle ragazze del video. Io ho un debole per le ragazze cinesi, ragazzi, ma chi mi conosce lo sa, ma sono tutte belle. Ciao grande Claudio, ineccepibile come sempre. Ciao regia, viva Peirettini. Roby 75, ciao, grazie, viva Casa Peiretti, grazie Roby, grazie. Che complimento, grazie. Ciao Enrico, vorrei ascoltare se puoi Miele dei Giardino dei Semplici, grazie Fabrizio da Novi. Mettiamo in programma. Colore, domani te la canto volentieri. Domani, dai, te la canto domani. Ciao Casa Peiretti, Claudio, siete mitici. Cinzia da Carignano, bravi, ciao Cinzia. Grazie Cinzia. Brava Cinzia, forza Cinzia. Brava, invece qua è Marina. Bova Marina. Bova. Sono lì, sono a Bova Marina? Che bel posto, che bel posto. Un grosso abbraccio ad Enrico e Claudio da Antonio. Grazie Antonio, grazie. Ma che bel posto. Con le barche. Grande Jackie da Beppe, grazie Beppe. Ciao Beppe, ciao Beppe. Questi sono i cari amici del grande Mario. Un saluto al caro Gianni. Ciao, sono la zia del caro Mario. Quindi salutiamo Gianni e il caro Mario. Ciao. Ciao Gianni.
Un saluto al caro Gianni, ciao, sono la zia, ciao. Ciao Enrico, bellissima interpretazione della canzone Sei bella da morire degli Homo Sapiens. Un saluto al bravissimo Claudio Massimo da Venaria. Grazie Massimo, grazie. Ti vengo a trovare, dai. E poi abbiamo, vai. Grande Claudio, saluti da Cristina e Vincenzo. Ciao Cristina e Vincenzo. Ciao Cristina, ciao grazie, Vincenzo. Grazie davvero. Ricordo che Claudio tornerà qui la prossima settimana, quindi se volete ascoltare una canzone dalla voce di Claudio, mandateci subito un messaggino e abbiamo una settimana di tempo per impararla. Vai Claudio! Lo dice Emi. Invece Raffaella ci scrive: mi mettete per cortesia la canzone Gigi l'amoroso? Non saprei chi la canta però. Raffaella, vai su YouTube, aiutaci un po' di più, perché che canzone è Gigi l'amoroso? Non lo so, mi ripeto, lo so, ma ascoltandovi non posso che dirvi che siete bravissimi. È sempre un grande piacere sentirvi, ragazzi. Lo dice Clem. Troppo buono. Grazie Clem. Troppo buono, ma hai anche troppo ragione. E quindi cosa ti devo dire? Grazie. Buona serata a voi. Claudio, sempre bravissimo. Domenico da Torino, ciao Domenico. Grazie Domenico. Grazie Domenico. Io sono Emilio da Borghetto. Era parecchio tempo che non mi sentivo un pezzo così grande. Mi è venuta la pelle d'oca. Che grande emozione dentro di me che ho provato grazie a lui. Abbiamo cantato tanti brani stasera, ma secondo me pezzi. Uno era più emozionante di tutti, che Piccola Stella, quindi secondo me si riferisce a questo. Grazie. Ci sono melodie che non finiscono quando smette la musica. Buonasera Casa Peretti, buonasera a lei. Peccato che non si è firmato, perché un messaggio così meritava un saluto un po' più accurato. Quindi grazie. Ciao, mi potete mettere popcorn e patatine di Nino D'Angelo? Sono Veronica da Nizza Monferrato. La sai? Allora, Momento. Fermo su questo messaggio. Non la so benissimo. Però hai una settimana di tempo per ascoltarla 3 o 4 volte in macchina. Una di Nino D'Angelo la sai? Sì. Piuttosto ne facciamo un'altra. Un pochettino più. Ciao, da Lara, figlia di Cristina e Vincenzo, sorella di Giulia, cognata di tuo fratello Davide. Praticamente mancava solo il codice fiscale e poi abbiamo capito che eri lui. Lara. Ciao Lara! Ciao Lara. Mi sembra quella cosa di Aldo Giovanni e Giacomo, figlio di Knos, non me la ricordo più. La tribù di Mur. Allora, un bacio grande, siete fantastici, lo dice zia Francesca. Ciao zia! Ciao zietta Francesca, grazie. Vai. Ciao Enrico, tu non ci crederai, ma questa notte vi ho sognati. È stato un sogno e una sorpresa bellissima. Vi amoro. Noah, abbraccione grande da nonna Titti e nonno Giovanni. Ciao Noah, ciao Titti, ciao Giovanni, grazie. Praticamente ha avuto un incubo. Se mi ha sognato ha avuto un incubo. Si sarà svegliato? No, anche per i reti di notte. No. Ciao, sono Ugo, un bacio da Claudio, eccolo qua. Ciao Ugo, caro Ugo. Grazie. Grazie davvero. Un saluto da Chiara e noi salutiamo Chiara e tutte quelle che si chiamano Chiara all'ascolto. Grazie per questo messaggio grandissimo, Cla. Grazie per la dedica a mio cugino Mario. Lo porteremo sempre nel cuore. Sempre. Oggi i brividini. Grande Claudio, Mario ti starà sicuramente ascoltando da lassù. Ciao Mario. Mio caro Claudio, devo farti una domanda. Sei mai stato a Venezia? Sono stato quando ero piccolo, ma ti ci porto. Ti ci porto con una canzone di Toto Cutugno bellissima. Quindi amici, noi finiamo così questa sera con un viaggio a Venezia. Domani di nuovo in diretta dalle 20 alle 21. Ma adesso voglio il vostro coro, le vostre mani al cielo. Quante volte tra i banchi di scuola ho studiato Venezia. Quante storie d'amore hanno scritto i poeti a Venezia. La laguna che cambia colore come le nostre stagioni di cuore. Se una donna la perdi la puoi ritrovare a Venezia. Quante volte i giornali hanno scritto salviamo Venezia. E poi quante bugiarde promesse han ferito Venezia. Sulla piazza San Marco sei mia, c'è il carnevale per un'altra follia. C'è sempre un canto d'amore e poesia solo a Venezia. Se venisse
anche se non ci